Benvenuti amici telespettatori, la puntata di oggi è dedicata al tema della creatività e della comunicazione globale. In studio con noi Carlo Tunioli, amministratore delegato di Fabrica. Carlo, benvenuto. Fabrica cos'è per chi non conosce questa realtà? È il centro di ricerca sulla comunicazione che appartiene al gruppo Benetton. E l'altro ospite invece dal LUISS di Treviso è Patrizia Riscica, che insieme a Fabrica ha creato una campagna di comunicazione che ha avuto una risonanza mondiale e pensate a costo zero. Com'è stata Patrizia mettere insieme questi due mondi così lontani, LUISS con il mondo creativo di Fabrica? Apparentemente lontani, nel senso che se noi parliamo di educazione alla salute, anche per far passare alla popolazione un messaggio ci vuole una certa creatività. E credo che quando abbiamo costruito il progetto, che nella fattispecie è quello del problema dell'alcol e gravidanza, Fabrica è stata una risorsa per noi enorme, importante. Ci spiegherai appunto come siete riusciti a creare questa campagna così di successo, ma prima volevo portarvi proprio nel mondo di Fabrica, quindi andiamo a conoscere Fabrica e la sua sede. Siamo nella campagna trevigiana a Catena di Villorba, ma la sensazione che hai arrivando qui è di stare al centro del mondo. Infatti in questo luogo si parla in inglese e si respira creatività pura. Pensate che ogni anno centinaia di ragazzi inviano il loro curriculum e sperano di poter essere selezionati e studiare qui, ma solo 40 tra i migliori talenti del mondo ce la fanno. Andiamo a conoscerli. Sono in compagnia del grande fotografo Enrico Bossan, da un anno direttore del Dipartimento Editorial. Ciao Enrico. Ciao, piacere, buongiorno. Come è strutturato il dipartimento che dirigi? Allora, le aree sono composte da fotografi, scrittori e videomaker e musicisti. Ovviamente i musicisti insieme ai videomaker sono anche sinergici a tutte le altre attività che qui dentro abbiamo a Fabrica. Generalmente ogni area ha 5-6 studenti più qualche senior per poter coordinare le attività. Un po' da tutto il mondo, non c'è preferenza, scegliamo le persone non per da dove vengono ma per le idee, per la qualità che loro hanno da proporci. E i progetti su cui lavorate partono appunto da idee dei ragazzi o come funziona? Beh, il più delle volte sono le idee che loro propongono, qualche volta su alcuni temi siamo noi a proporre alle persone che riteniamo più indicate di seguire delle tematiche che noi stanno a cuore. Ci lavoriamo tutti assieme, proviamo a trovare delle idee, a sviluppare i progetti, i concetti e proviamo a mescolare tutte le discipline a favore di una comunicazione, come mi piace dire a me, diciamo contemporanea e attivismo, no? Qui come vedete il team è composto da gente da Malaysia, Messico, Cuba, Venezuela, Repubblica Dominicana, Brasile e bueno, Fabrica è un po' così, è fatta da gente diciamo un po' dappertutto, no? E questa mescola diciamo, di culture anche ci aiuta tanto a affrontare i progetti, no? Hello guys, how are you? Hello, I'm fine. Where are you from? I'm from Japan. And you? I'm from Germany. And you? India. Qui siamo nel Dipartimento di Design diretto dal francese Sam Baron, è composto da una ventina di ragazzi provenienti da tutti i paesi del mondo e tra questi c'è anche un'italiana, Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao. Cosa fate in questo dipartimento? Allora, questo è il Dipartimento di Design and Interactive e siamo divisi diciamo in 3 gruppi, c'è la parte di grafica, quindi graphic designer, poi ci sono i product designer e poi ci sono gli interactive designer. Siamo circa una ventina di ragazzi appunto provenienti da tutte le parti del mondo e lavoriamo insieme a progetti per dei clienti esterni oppure per dei progetti di ricerca interni a Fabrica. E come ti trovi a lavorare in un ambiente così internazionale?
Beh, direi è bellissimo perché appunto c'è questo scambio culturale costante e quindi è un ambiente molto vivo e pieno di nuovi spunti sempre, quindi è la ricchezza forte di Fabrica secondo me. Qui facciamo soprattutto dei prodotti che poi facciamo prototipare fuori e li proponiamo alle diverse aziende oppure ci occupiamo anche di commissioni dirette con le aziende. Di 50 collezioni di Mago Mondi, che è la collezione che Luciano Benettone ha ideato alcuni anni fa e che di cui Fabrica realizza la creatività. Ogni libro è una collezione divisa per paese, qualche volta anche per realtà più piccole, nel senso che per esempio adesso stiamo ipotizzando di fare alcune città, quindi non solo i paesi. Ogni collezione ha un curatore diverso, ogni libro è diverso dall'altro, nel senso che gli art director progettano ogni numero in maniera diversa, in maniera che quando uno apre i libri si accorge sempre di avere una novità. Adesso andremo al Museo Belvedere a Vienna, dove ci sarà la collezione austriaca, che è questa qui, no? E quindi per esempio per questo museo noi cureremo anche l'ideazione creativa della campagna, l'immagine coordinata della mostra e anche alcuni prodotti di merchandising in questo caso. E vedo che siete arrivati anche in Nord Corea, paese blindatissimo. Siamo anche arrivati in Nord Corea, ma ci sono anche altre collezioni abbastanza interessanti. C'è una collezione sull'Afghanistan che è qui da qualche parte, ne arriverà una sul Tibet. Presto avremo una collezione sulla Palestina, quindi voglio dire le collezioni sono in continuo movimento. Ecco, abbiamo conosciuto i ragazzi di Fabrica che provengono appunto da tutti i paesi del mondo. Carlo, questo tempo che passano a Fabrica gli cambia proprio la vita? Beh, innanzitutto complimenti per il video, mi sembra che rifletta molto accuratamente quello che succede a Fabrica. È sicuramente un'esperienza molto importante, molti di questi fabbricanti, ex borsisti a Fabrica, sono poi andati avanti nella loro carriera professionale con molto successo. Quindi direi che per molti designer, fotografi, creativi in generale, Fabrica è un ruolo importante, infatti Domus Magazine Fabrica da diversi anni è inserita come una delle top 100. È una realtà unica al mondo, ci sono delle realtà simili? Sì. Beh, diciamo come quando è stata creata sicuramente era unica, quindi 20 anni fa. Ora perché è stata creata quando ancora appunto non c'era internet, il mondo non era globalizzato, quindi era tutto completamente diverso rispetto a oggi. Invece adesso le cose sono cambiate, adesso anche Fabrica c'è internet, riflette. eccetera, quindi quello che adesso viene chiamato il termine creative hub sta diventando un fenomeno abbastanza globale, proprio perché la creatività ha un peso, un valore, non è più un fatto effimero, ma diventa qualcosa di concreto. Forse l'esempio più eccellente nel business si chiama Apple. E l'identità però di Fabrica è rimasta sempre la stessa, nel senso che comunque c'è una predilezione per i temi sociali, una vocazione internazionale? Mantiene i valori sicuramente del fondatore e della visione originale, però si evolve, l'evoluzione sia sugli interessi, ovviamente più sull'interactive online, però mantiene sempre questo fil rouge sui temi del fondatore. Invece con la realtà locale come interagite? È sicuramente uno dei temi che abbiamo sul tavolo, dove un esempio ovviamente di eccellenza e di grande successo è stata la collaborazione con Quillen, ospite. Dottoressa Riscicca. Esatto, e penso che questo sia uno degli esempi che poi ci porteranno ad altre iniziative. Siamo sicuramente molto interessati, adesso più che mai aperti a trovare altre iniziative di questo genere qua. Perché Patrizia, tu puoi confermare che la collaborazione con Fabrica è stata fondamentale per creare appunto la campagna che ora vedremo, quindi prima guardiamo lo spot.
Ecco, Patrizia, raccontaci appunto com'è stata questa collaborazione. Ogni volta che lo vedo dico che questo spot è bellissimo e che rende proprio un po' qual era il nostro pensiero. E vi aspettavate un successo globale? Non così forte come è stato, perché credo che sia forse la prima volta che una campagna di salute pubblica abbia avuto un impatto così forte a livello di web in tutto il mondo. Quello che è bello è che la collaborazione con Fabrica per noi nasce nel 2009 ancora, perché era emerso questo problema dell'alcol in gravidanza e dovevamo in qualche modo tradurlo come problema per fare in modo che la popolazione, ma non solo, anche molti operatori sanitari ne fossero consapevoli. E quindi nasce così, e già allora il gruppo creativo di Fabrica si è seduto insieme a noi e ha cominciato proprio: spiegateci qual è il problema, perché se non lo capiamo a fondo noi non possiamo fare. E nacque allora il bicchiere con il fetto che fece tanta polemica. Il nostro obiettivo era quello di sollevare il problema, quindi rendiamoci conto che questo problema esiste e in Italia bisogna parlarne. In quanti paesi è stato diffuso? Quello del bicchiere ci è scappato di mano, nel senso che improvvisamente è partito in web ed è andato ovunque, cioè è stato pubblicato in tantissimi siti, dalla Russia alla Thailandia all'America, e ci ha fatto conoscere. Questa conoscenza, che poi ci ha avvicinato anche alle persone competenti che si occupavano del problema anche all'estero, ha fatto nascere anche la collaborazione con altre associazioni, in particolare con EUFASD, che poi è stata la committente in qualche modo di Fabrica, perché noi abbiamo fatto da consulenti, per attivare questo ultimo progetto Too Young to Drink, che è stato un progetto internazionale mondiale. Ecco, poi ci racconterai i risvolti, devo lanciare un attimo la pubblicità e torniamo subito. Bentornati a Veneto in Transizione. Patrizia, ci stavi appunto raccontando del successo di questa campagna che è stata realizzata praticamente a costo zero grazie alla collaborazione con Fabrica, e quindi volevo sapere l'importanza proprio della comunicazione sul web anche per un'azienda come LUIS. Sì, sicuramente quello che abbiamo realizzato è un po' una sfida, nel senso che abbiamo usato Facebook, abbiamo usato Twitter, e questo è cominciato diversi anni fa, non oggi che già cominciano quasi tutti, anche in sanità, a utilizzare questi strumenti, i social network. Ed è stato questo lo strumento con cui noi poi abbiamo lanciato la campagna, con un forte coordinamento con 26 paesi del mondo e 54 associazioni che si occupavano del problema alcol in gravidanza. E il giorno 9 settembre del 2014, che è la giornata internazionale della fetopatia alcolica, cioè dei danni che l'alcol può causare in gravidanza, alle 9:09, secondo i vari fusi orari, in tutti questi paesi che hanno aderito alla campagna, qualcuno è sceso nelle piazze o nei vari posti, si è creato proprio un movimento con banner, manifesti, sono stati fotografati e messi in web, quindi in Facebook, in Twitter e in Instagram. E questo è cominciato a Tokyo, che è stato il primo paese del fuso orario, che per noi era mezzanotte, e abbiamo fatto anche una gestione di tutto il lavoro, quindi di Facebook, anche coordinati con altri paesi, ed è stato proprio una catena che è cominciata su Facebook. Quel giorno Facebook è stato letteralmente invaso dall'immagine di Too Young to Drink. Quindi la scommessa anche coraggiosa dell'UIS di creare appunto una campagna di comunicazione più innovativa è stata premiata, perché avete avuto anche riconoscimenti. Poi diciamo che l'iniziativa è di EUFASD, di questa associazione europea che si occupa, noi del team di Mamma Beve, appunto per l'esperienza avuta in passato, abbiamo fatto da consulenti e ci siamo attivati per questo processo di comunicazione un po' diverso,
nell'ambito dell'educazione alla salute. Ma volevo presentarvi adesso il team creativo che appunto ha creato questa campagna. Qui siamo nel Dipartimento di Comunicazione Sociale, diretto da Eric Ravello, autore di alcune famose campagne come quella dei baci fra i potenti, qui alle mie spalle. Eric, ciao. Ciao. Tu sei nato a Cuba e sei arrivato a Fabbrica come borsista e poi sei rimasto qui fino a diventare direttore. Quindi cosa rappresenta Fabbrica per la tua carriera? Beh, Fabbrica è un po' come casa mia, no? È dove un po' sono cresciuto. E soprattutto credo che sia un luogo dove ho potuto sperimentare anche uno stile di design, uno stile di comunicazione che tuttora oggi mi rappresenta e credo che insomma è stato come l'incubatrice che mi ha permesso di sviluppare il mio modo di fare comunicazione che chiamo contemporanea, no? E tu ti definisci un artivista, giusto? Che cosa vuol dire? No, ci piace pensare che il nostro lavoro possa in realtà aiutare a cambiare le cose in meglio, per questo che certamente la parola attivismo si adatta bene alla nostra intenzione, no? Non è soltanto fare comunicazione a se stessa, sino generare un tipo di comunicazione che possa generare coscienza, che possa generare anche dibattito, pensieri fra le persone, appunto, sperando che possano cambiare le cose in meglio nel futuro. In questo mondo che sicuramente ha tanto bisogno di gente che abbia una coscienza e voglia una volontà di cambiare le cose, no? E tu trovi più ispirazione nella natura trevigiana piuttosto che nelle avenues newyorkesi? Sì, infatti sì, perché credo che un po' tutti i ragazzi qua ci siamo abituati anche a fare una vita un po' come chiamo di monastero, no? Se viene a Fabbrica a generare e la nostra vita qua un po' trascorre tra i paesaggi qua del Veneto, è una vita molto semplice che in realtà ci permette di essere concentrati, di dedicare tutto il nostro tempo, e la nostra intenzione è sempre la di creare, no? Dedicare il nostro tempo a sperimentare, a generare cose nuove, a cercare nuovi modi di comunicazione, no? Che è un po' l'intenzione di Fabbrica. Senti, dopo 12 anni hai imparato il dialetto veneto? Sì, mi sono responsabile di quello che mi ho detto, non di quello che te capisci te. Ecco, ci ricordiamo tutti delle campagne di comunicazione di Fabbrica, di Benetton. Ecco, io volevo chiedere a Carlo qual è il futuro di Fabbrica. Credo che continuerà questo e si evolverà questa ricerca sulla comunicazione e sui nuovi mezzi, che chiaramente è cambiato in 20 anni tutto l'environment della comunicazione, quindi i social media, e penso che Fabbrica si aprirà di più, ovviamente è globale, ma diventerà glocal, quindi sarà anche un rapporto sempre più allargato sul territorio. Quindi il territorio sicuramente guadagnerà da questa presenza di Fabbrica? Penso che abbia già guadagnato, e l'esempio proprio che oggi abbiamo visto è eloquente, penso che diventerà più organico. Voi organizzate anche workshop, conferenze all'interno di Fabbrica, e sono aperte al pubblico? Certo, questo tipo di eventi, workshop, seminari ci sono stati nel passato, anche recentemente, proprio il mese scorso, 2 mesi fa, abbiamo avuto ospiti dalla Nuova Zelanda, dall'Università di New Zealand, che hanno fatto una presentazione, poi c'è stato 2 workshop con Rochester Institute of Technology, Rochester, New York. C'è sempre questo tipo di attività che fa parte proprio in maniera integrante dell'attività di Fabbrica. E in questi tempi di crisi, visto che appunto la comunicazione e l'arte sono i primi settori a subire dei tagli, voi come vi state muovendo invece? Ovviamente noi siamo parte della creatività, del comparto creatività / arte, quindi di tagli in generale, certo sappiamo cosa succede nei musei italiani e in generale alla cultura italiana. Diciamo che noi portiamo avanti e crediamo nell'arte e nella creatività come valore, e penso che adesso anche l'Italia e anche i nostri governanti se ne siano resi sempre più conto, e penso che stiamo muovendo nella direzione giusta, parlando ovviamente del nostro Paese.
Patrizia, invece vuoi dare a Carlo, approfittando che è qui, la bella notizia riguardo appunto alla campagna che è stata selezionata da Euronews? Sì, allora lo spot di Fabbrica è stata selezionata come campagna sociale da Euronews e quindi verrà trasmesso in 80 paesi da aprile ad agosto, più volte al giorno, 4-5 volte al giorno, quindi secondo me questo spot è stupendo proprio come creazione anche artistica e dà un forte messaggio che colpisce. Il bambino che abbiamo visto appunto nello spot, chi è? Questo bambino è un bambino famoso nel senso che è figlio di Alessandro Troncon, che è noto rugbista. E fatalità, il bambino nacque proprio nel momento in cui noi stavamo cercando di realizzare questo video, questa immagine. Per cui il bimbo ha 7 giorni, il bambino che adesso vedrete anche, sì, che stiamo vedendo appunto nelle immagini. Nel filmato, un bambino stupendo, e ci sono il papà Alessandro e la mamma Sabrina, che hanno partecipato con noi, quali erano stati sensibilizzati anche dalla campagna precedente, quindi conoscevano, e poi per contatti informali insomma si sono prestati a fare questa cosa secondo me stupenda, e sono stati dei testimonial bravissimi. Senti, ci saranno future collaborazioni tra ULSS e Fabbrica? Beh, allora, come si dice, non c'è due senza il tre. Noi siamo qua e siamo sempre pieni di idee, ma loro ne hanno ancora più di noi. Quando ci mettiamo insieme funziona il feeling. Beh sì, lo spot decisamente dimostra che è vincente. E con le aziende? Le aziende private? Beh, diciamo che adesso per esempio parliamo ad aprile per il Fuorisalone, avremo 2 grossi eventi a Milano durante la manifestazione del Salone del Mobile e sono 2 grandi aziende internazionali, una è Daikin, un'azienda multinazionale giapponese, e l'altro evento è una grande azienda americana. Beh, quindi in programma sicuramente non manca. Il prossimo ospite invece che verrà a raccontare la sua esperienza lì da Fabbrica? Beh, avremo quest'estate sicuramente una serie di eventi molto importanti, saranno per la prima volta, avremo una serie di workshop, masterclass di fotografia, dove ci saranno molti ospiti internazionali e anche italiani. Perché devo dire che Fabbrica rimane un mondo un po' sconosciuto anche per gli stessi trevigiani che ce l'hanno dietro le porte di casa, ma ormai riconoscono i ragazzi, dicono ah sì, quelli si vestono strano, sono di Fabbrica, però non sanno appunto che c'è tutto un mondo aperto a loro. Quindi. È anche vero, e infatti come precedentemente parlavo è uno di questi temi che stiamo affrontando molto seriamente. Quindi invito i telespettatori ad andare a conoscere Fabbrica e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.